Diciamo che vedere il sussulto d'orgoglio con cui il Consiglio regionale del Veneto, la regione del lavoro, anzi dei lavori, ha deciso di voler imprimere la propria svolta sulle politiche attive per il lavoro, sull'istruzione e sulla formazione mi ha quasi commosso. E intervengo in dichiarazione di voto per spiegare le ragioni per cui il gruppo del Partito Democratico voterà contro questo progetto di legge, malgrado insomma, ci sia stata un'interlocuzione utile oggi in aula, non un minuto prima, con la Giunta e con gli assessori presenti. Ora, facevo un calcolo prima, questo provvedimento ordinamentale, che come ho detto all'inizio dei miei interventi è uno dei peggiori arrivati in quest'Aula, uno dei peggiori, è formato, lasciando stare la clausola di neutralità finanziaria e l'articolo dell'entrata in vigore, da 11 articoli, era formato da 11 articoli. Il primo è quello che abroga il parere su un atto che la legge regionale obbligherebbe la Giunta a fare e che il Consiglio della Regione del Veneto ha appena detto alla Giunta non serve che lo fai, tanto a noi non ce ne frega niente. Ci sono 3 articoli che riguarda il piano triennale di Veneto Lavoro, rispetto al quale abbiamo espresso voto favorevole soltanto perché è stato approvato un mio emendamento in cui almeno provo a mettere dei contenuti dentro questo piano triennale. L'articolo 5 che definisce come si stabilisce la pianta organica di Veneto Lavoro, sempre perché alla fine non ci interessa parlare di politiche attive per il lavoro, ma ci interessa soltanto occuparci di assunzioni e non assunzioni. 2 articoli che c'erano e che sono stati soppressi dopo lunghe e incessanti trattative con la Giunta, l'articolo sulla soppressione di un parere di commissione, perché è vero Presidente Scatto, i pareri della commissione sono un aggravio dell'attività e della burocrazia. Poi c'è un articolo sulla legge sulla cultura introdotto in maniera bipartisan durante la discussione in commissione. C'è un articolo sulle agenzie di viaggi che condividiamo, nei fatti praticamente riscritto dall'emendamento che abbiamo presentato, e c'è un ultimo articolo sull'edilizia scolastica totalmente riscritto, anche grazie al contributo del Partito Democratico, durante la discussione in sesta commissione. Ora, colleghe e colleghi, è iniziato per noi da qualche giorno, da qualche settimana, una fase molto complicata di discussione. Abbiamo una variazione di bilancio che inizierà l'iter formale domani, abbiamo la discussione sulla nota d'aggiornamento del DEF, abbiamo il bilancio di previsione, abbiamo la legge di stabilità, abbiamo il collegato alla legge di bilancio. Ci aspettano settimane davvero molto complicate, in cui saremo chiamati a fare scelte difficili, calcolando che le necessità sono sempre di più, a partire da quelle che vi chiede il governo Meloni, e le risorse a disposizione sempre meno, tagliate ulteriormente dai costi della pedemontana, come ben sapete. Cioè, mentre noi siamo dentro questo turbine di necessità e di risorse che non bastano, a prescindere dalle volontà politiche, noi stiamo occupando una giornata dei lavori del Consiglio regionale per fare un provvedimento che non inciderà e non impatterà minimamente sulla vita dei veneti, delle imprese di questo territorio, delle famiglie, dei bisogni. Stiamo cancellando i pareri di 2 commissioni. Stiamo chiedendo al Veneto Lavoro che anziché ogni anno lo faccia ogni 3 anni il programma delle attività. Cioè, questa è l'attività, diciamo, attraverso la quale voi ritenete di realizzare la semplificazione normativa e l'adeguamento delle leggi per quanto riguarda comparti così cruciali come la scuola, il lavoro, la cultura. Ecco, diciamo che a nostro giudizio questo è un provvedimento che sia nel merito che nel metodo dimostra, diciamo, la poca ambizione, uso un termine volutamente neutro, di questo Consiglio regionale. Devo dire anche che dimostra la mancanza di volontà della maggioranza di ascoltare ed approfondire all'interno di una dialettica che certo ci vede contrapposti, ma potrebbe essere anche magari trasformata in qualcosa di più proficuo se anche qualche altro consigliere, oltre ai 10 che siedono da questa parte dell'emiciclo, avessero ogni tanto, diciamo, il piacere di approfondire qualcosa. Quindi per tutte queste ragioni annuncio il voto contrario del gruppo del Partito Democratico.